Nell'ambito delle iniziative programmate per settembre in onore della Madonna del Rosario, protettrice e patrona del comune di Palma di Montechiaro, avete previsto una serie di iniziative, una serie di spettacoli, di momenti culturali. Novità di quest'anno: Voci e Suoni del Mediterraneo, un festival che abbraccia una serie di avvenimenti. Ecco, Assessore, quali sono i momenti più importanti, più significativi? Innanzitutto, come da tradizione, la manifestazione ha voluto dare rilievo a quello che è la festività religiosa, quindi proprio festeggiare la patrona. E all'interno delle manifestazioni settembrine, che quest'anno abbraccerà tutto il mese, quasi tutto il mese di settembre, partendo dal 5 al 29 di settembre, ci sarà appunto l'apertura per la prima volta del Festival delle Voci e Suoni del Mediterraneo. Questo progetto nasce anche da un qualcosa, da un lavoro iniziato con le manifestazioni chiuse in estate, quindi un lavoro della ricerca, valorizzazione delle nostre risorse e dell'identità culturale, quindi non si poteva che darne ampio spazio con l'apertura del festival che, come ha detto lei, tocca dei punti e delle date molto particolari. Iniziamo questa sera, 6 settembre, con l'esibizione di un gruppo siciliano che si è fuso con strumenti e anche partecipazioni di artisti del mondo arabo, turco, e proporrà appunto dei brani eseguiti con strumenti quali il violino, il liuto arabo, e aprirà appunto il Festival delle Voci e Suoni del Mediterraneo, e per la prima volta utilizzeremo come palcoscenico uno dei monumenti più belli di Palma di Montechiaro, il Monastero delle Benedettine, per poi continuare giorno 8 con il concerto del gruppo Terre, un gruppo di musica popolare proprio che farà da cornice alla serie di manifestazioni, oltre a essere il punto cardine delle manifestazioni settembrine. Quindi è un gruppo che si è eseguito in più di 200 piazze a livello nazionale, ha riscontrato ampio successo in festival di grandissimo valore economico, turistico e sociale, quali la Notte della Taranta e il resto, per poi proseguire il nostro viaggio con l'apertura della mostra al Palazzo Ducale, la mostra dell'acquarello steneriano con le danze popolari, per poi continuare con il quarto appuntamento del festival, una giornata dedicata a Rosa Balistreri, quindi una rosa per cantare.